stanzieremo subito fino a 5.000 euro per i privati che hanno subito danni, fino a 20.000 per gli esercizi commerciali, per i commercianti, per chi ha attività produttive in generale. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte arriva nell'isola di Prenestina, piegata ma non spezzata dall'alta marea. Insieme al governatore del Veneto Luca Zaia e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si reca in sopralluogo nelle zone più colpite dell'isola e poi annuncia. Questo lo potevo far subito, capito? Perché nominiamo il sindaco commissario per poterli spendere subito. Poi chi ha avuto maggiori danni, ovviamente la fase 2, aspettiamo un po' più tempo. Speriamo che la manutenzione funzioni. Forse credo, in giro per il mondo la cosa più veloce è un po' difficile farla, cioè arrivare sul posto, arrivare al Consiglio dei Ministri, fare e dire. Va bene, dai. Abbiamo fiducia, dai. Anche per quanto riguarda i lavori del Mose, il Premier ufficializza la data del prossimo comitatone. Adesso faccio il 26 la riunione del comitatone a Palazzo Chigi, torno al tavolo e passiamo a scombattuto. Conte conferma così la volontà del governo di arrivare a una conclusione dei lavori del Mose nella primavera 2021, ma non si sottrae allo stesso tempo alle critiche della popolazione esasperata. Dovrebbe già essere in funzione il Mose, dovrebbe già essere in funzione. E si parla del 22. 21. Ovviamente prima no, è prima del 22. Primavera Che non si parli dopo. Sarà un'opera incompiuta.